SPA. È una presentazione Safond Martini. Sabbie da fonderia. www.safondmartini.it. In collaborazione con Eurocart. Precedenza all'ambiente. Cornelo Vicentino. Abbiamo qui i risultati della Serie D, Girone C. Belluno Legnago 0-0, Cerea Pordenone 1-1, Este Clodiense 2-0, Real Vicenza Sacilese 1-1, Giorgione Sandona di Jesolo 2-1, San Bonifacese Portotolle 0-0, San Vitese Montebelluna 0-2, Tamai San Paolo 0-0, Union Quinto Trissino 0-4, Vecom Cras-Repen 3-0. La classifica vede il comando Vecom con 17 punti, segue il Pordenone con 16 punti, 13 per Clodiense e Legnago, Este, Montebelluna, Real Vicenza con 12 punti, 11 per Cerea, San Bonifacese, San Paolo e Trissino, Portotolle e Sandona di Jesolo con 10 punti, Giorgione 9, 8 punti per Sacilese, 7 per Belluno, Cras-Repen 6, Tamai 5, 1 Union Quinto e infine San Vitese con 0 punti. Poker dunque del Trissino Valdagno di mister Praticò, grande vittoria in trasferta sul campo del Quinto. Ne parliamo con il direttore sportivo del Trissino Valdagno, Davide Consolaro, che è in collegamento con noi. Ciao Davide. Buonasera a tutti, ciao Nicola. Ecco, direi una partita, adesso vedremo anche i 4 gol con i quali avete spugnato il campo del Quinto, una partita in cui avete dominato e il risultato la dice lunga, insomma. Sì, il risultato parla chiaro, dominato è una parola importante e il campo non permetteva grandi giocate perché era veramente in condizioni pietose, però siamo riusciti lo stesso a portare a casa un buon risultato. Ecco, abbiamo visto il gol di Marchetti al 15° nel primo tempo, poi nella ripresa Trissino Valdagno scatenato, questo è il gol di Cazzola al 6°, poi arriveranno ancora al 15° il gol di Chiarello e poi Marchetti al 34° per la doppietta personale. Direi Davide un buon inizio di campionato per questa matricola, nuova in tutti i sensi per voi la Serie D perché neopromossi, anche perché il Trissino Valdagno, ricordiamo, una società praticamente nata quest'estate dalla fusione di due realtà, però si sa è sempre difficile partire da zero. Sicuramente, come dici tu, abbiamo fatto le corse quest'estate sia a livello societario sia poi per fare la squadra e tutte queste cose qui, però penso che abbiamo lavorato duramente e lo stiamo facendo al meglio. Sì, 7 punti nelle ultime 3 partite, so che tu vorresti sempre di più, sei un incontentabile come te lo stesso mister Praticò che conosciamo bene, però insomma un buon ruolino di marcia per questo Trissino Valdagno che ha perso solo contro Pordenone e San Paolo in un girone a mio avviso molto difficile, molto livellato. Il girone è veramente difficile, non si contava da tanti anni un girone C così impegnativo e noi cercheremo di affrontarlo con il massimo impegno, con il nostro valore aggiunto che è sicuramente il mister. Grazie a Davide Consolaro, direttore sportivo del Trissino Valdagno, che presto verrà anche a trovarci nei nostri studi. Trissino che sarà impegnato domenica prossima contro il Tamai in casa, mentre Real Vicenza, che oggi ha pareggiato 1-1 con la Sacilese, in gol Belleri per Real Vicenza, pareggio poi di Nicoletti per la Sacilese, andrà a far visita al Cras-Repen. Adesso